Dopo polemiche e proteste è arrivato un primo stop che tuttavia potrebbe non essere definitivo. Dall'ARS arriva infatti l'annuncio che sono state sospese le bollette di conguaglio recapitate in questi giorni ai contribuenti della provincia di Agrigento da parte della gestione commissariale di Girgenti Acque. A renderlo noto sono i deputati regionali Savarino, Di Caro, Roccaruvolo, Mangiocavallo, Catanzaro e Pullara, al termine di una seduta della quarta commissione dell'Assemblea regionale siciliana. Alla presenza dei commissari straordinari prefettizi di Girgenti Acque, Venuti e dell'AIRA, della Presidente dell'ATI, Valenti e dei rappresentanti delle associazioni dei consumatori presenti sul territorio che ne hanno fatto richiesta di Miceli, Raso e Spataro. Abbiamo preso questa posizione che è stata tempestivamente accolta e recepita dai vertici di ATI e di Girgenti Acque, dice una nota. Peraltro possiamo rassicurare gli utenti che l'invio di conguagli sarà sospeso. L'acqua è un servizio pubblico essenziale che deve essere garantito a tutti in modo efficiente e senza scopo di lucro. Allo stop momentaneo delle bollette, si apprende adesso, seguirà una riflessione tecnica. Resta il nodo di cosa sarà di queste bollette, ma soprattutto del deliberato dell'ATI che nel giugno scorso stabiliva una revisione delle tariffe a rialzo per gli anni 2017-2018. Un provvedimento votato con 2 anni di ritardo rispetto a quanto fu proposto all'Assemblea e che parte dall'inevitabilità dei numeri. Durante la riunione, a cui ha partecipato anche un rappresentante dell'assessorato regionale alle acque e rifiuti, il presidente Valenti ha annunciato che il direttivo dell'ATI avrebbe già approvato la sospensione delle bollette, che tuttavia sarebbe stata operativa solo dopo il passaggio in Assemblea, che non è stata ancora convocata. Rimane un'altra inesorabile domanda: cosa accadrà a quei cittadini che hanno già pagato?